Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Travolto e ucciso da un camion in transito sulla 2, è accaduto tra gli svincoli di Lamezia e Falerna lungo la carreggiata nord, traffico bloccato per ore. Il Comune di Cosenza rassicura i cittadini sulla salubrità dell'acqua in città, effettuati i controlli. Il sindaco Chiuto annuncia di voler denunciare il senatore pentastellato Nicola Morra, che ha sollevato il caso. Occupavano abusivamente gli alloggi popolari e minacciavano i legittimi proprietari. In 3 sono finiti in manette. A Corigliano Rossano le indagini partite dalle denunce delle vittime ai carabinieri. Sono 8 i calabresi che fanno parte dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Fra le personalità scelte anche la giovane Anna Pittelli, rappresentante dei giovani democratici calabresi. 17 persone sono indagate dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria in relazione all'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti, ucciso a Campo Calabro il 9 agosto del 91. 15 le persone arrestate nell'ambito dell'operazione Carminus condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri fra la Calabria e il Piemonte, colpo all'Andrina Bonavota, originaria di Vibo Valentia. Nel posticipo il Crotone va in vantaggio, poi subisce la rimonta del Lecce e recupera nel finale, punto prezioso per Stroppa. In Serie C Catanzaro si allontana dal terzo posto e la Vibonese vince il derby con il Rende. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, apriamo con un incidente mortale, travolto e ucciso proprio da un camion in transito sulla 2 del Mediterraneo, accaduto fra gli svincoli di Lamezia e Falerna lungo la carreggiata nord, traffico bloccato per ore. È stato travolto e ucciso da un camion in transito lungo la 2 del Mediterraneo un uomo di cui non sono state rese note le generalità. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio lungo la carreggiata nord della Salerno-Reggio Calabria fra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna. Immediato l'intervento dei soccorsi e della polizia stradale che hanno effettuato i primi rilievi, ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione fatta dagli agenti intervenuti, la persona deceduta al momento in cui è stata investita era ferma con la propria vettura in una piazzola di sosta, ma sono ipotesi che devono trovare dei riscontri nelle prossime ore. Il traffico è stato bloccato per ore, sul posto è intervenuto anche il personale dell'ANAS e per i veicoli in transito è stata istituita l'uscita obbligatoria a Lamezia e la deviazione lungo la statale 18 con rientro in autostrada a Falerna per permettere i rilievi e il recupero della salma. Lasciamo solo per il momento la cronaca perché non c'è un caso acqua a Cosenza, i cittadini possono stare tranquilli, queste sono le rassicurazioni dell'amministrazione comunale, i controlli sono stati effettuati. Intanto il sindaco annuncia di voler denunciare il senatore pentastellato Nicola Morra che ha sollevato il caso. Il caso acqua a Cosenza, il comune oggi rassicura, anzi tranquillizza i cittadini dopo la denuncia del senatore pentastellato Nicola Morra sul presunto inquinamento da esche di chiaccoli nelle acque pubbliche della città dei Bruzzi, a cui sono seguite le precisazioni della Sorical sulla fornitura idrica controllata, sottolinea, nei serbatoi di sua competenza, quelli cioè di Via de Rada, San Vito, Mussano e Merone. La conseguenza? Il problema deve essere nelle condutture comunali, ma cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto. Può capitare, è capitato raramente, ma può capitare che alcuni valori di parametro eccedano leggermente rispetto a quelli che sono i valori di parametro stabiliti dalla norma. In questo caso l'ASP comunica al Comune questi superamenti, invitando anche suggerendo dei provvedimenti. Il Comune di Cosenza, a seguito di questa comunicazione, è subito intervenuto in maniera tempestiva, immediata, per la sanificazione dell'acqua. L'assessore delegato alla riqualificazione urbana spiega come il municipio si sia mobilitato per i controlli. A seguito di riscontri più approfonditi fatti nell'immediatezza della segnalazione, abbiamo potuto verificare attraverso laboratori specializzati e attraverso le nostre azioni e i nostri provvedimenti ispettivi che effettivamente questa preoccupazione non aveva motivo di sussistere. Abbiamo informato immediatamente anche l'ASP, quindi non si è ritenuto utile o opportuno emettere ulteriori provvedimenti di
limitazione o comunque di inibizione dell'utilizzo dell'acqua, perché non sussistevano motivi per adottare provvedimenti più seri e più gravi, una volta stabilito e accertato che l'acqua in effetti è di ottima qualità. Quindi tranquillizziamo, ripeto ancora una volta, la popolazione, la cittadinanza di Cosenza, perché non ci sono motivi e non ci sono motivi di apprensione, e la qualità dell'acqua è quella che deve essere garantita e rispettosa dei parametri di conformità che la legge prevede. Intanto il sindaco Mario Chiuto ha annunciato di voler denunciare il senatore Morra per procurato allarme. Torniamo alla cronaca, perché occupavano abusivamente gli alloggi popolari e minacciavano i legittimi proprietari. In 3 sono finiti in manette a Corigliano Rossano, nel Cosentino. Le indagini sono partite dalle denunce delle vittime ai carabinieri. Le indagini dei carabinieri di Corigliano sono partite dalle segnalazioni dei legittimi assegnatari delle case popolari di Corigliano Rossano. Ai militari dell'Arma hanno raccontato di quelle abitazioni attese per tanto tempo, dove poter finalmente vivere dignitosamente con le loro famiglie, il cui possesso però restava sulla carta. Infatti tra quelle mura erano altri a vivere. Gli appartamenti venivano occupati abusivamente e chi ne aveva diritto sistematicamente allontanato dopo essere stato pesantemente minacciato. 3 persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, danneggiamento ed occupazione aggravati. I provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia diretta da Nicola Gratteri. L'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto. Gli arrestati sono 3 giovani: Giacomo Pagnotta, 44 anni, Francesco Sabino, 28 e Marco Giuseppe Vitelli, 24. C'è un caso accertato dagli inquirenti in un alloggio allo Scalo di Corigliano, in cui i 3 avrebbero costretto i legittimi proprietari, attraverso danneggiamenti e minacce, a rinunciare ai propri diritti sulla casa, favorendo così altre persone, in particolare parenti e conoscenti degli indagati. I 3 avrebbero avuto il controllo del territorio ed avrebbero instaurato un clima di terrore fino a quando le vittime, stanche dei soprusi, si sono ribellate. Lasciamo ancora la cronaca, torniamo a parlare invece di politica, perché sono 8 i calabresi che fanno parte dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico. Fra le personalità scelte anche la giovane Anna Pittelli, rappresentante proprio dei giovani democratici calabresi. La storia ricomincia da Zingaretti, il nuovo segretario del PD, che ha pensato bene di consegnare il partito calabrese nelle mani delle esperienze consolidate, e così, in direzione nazionale, ne piazza 8 di calabresi: Minniti, Oliverio, Bruno Bossio, Irto, Bevacqua, Guccione e Falcomatà. Ma c'è posto anche per una new entry, Anna Pittelli, a rappresentare i giovani. La geografia disegnata dal neosegretario rispecchia tutte le aree del partito e testimonia la volontà di percorrere la strada dell'unità. L'incognita è rappresentata dall'area renziana, che in Calabria, prima del crollo del 4 marzo dello scorso anno, poteva contare sulla maggioranza del partito. Adesso però, che Renzi non ha più ruoli, di affezionati all'ex leader ce ne sono davvero pochi. Magorno, per intenderci, rimane il punto di riferimento della componente in Calabria, ma di altri disposti a rimettere in piedi quella che fu un'armata non v'è traccia. Zingaretti ha promesso rinnovamento, pieno e convinto, non la rottamazione di Renzi, ma rinnovamento. Ora, come si tradurrà questa buona intenzione è solo questione di tempo. Intanto, a partire da subito, ci sono 2 appuntamenti niente male, le amministrative e le europee, senza perdere di vista, passaggio delicatissimo, le regionali. A proposito, chissà se Zingaretti sosterrà la ricandidatura di Oliverio oppure no. Il governatore, lo ricordiamo, fermato ai box dalla magistratura, attende la decisione della Corte di Cassazione, prevista tra qualche giorno. Avete visto la nostra pagina politica, adesso parliamo invece sempre di politica con l'Italia del Meridione, che si prepara ai prossimi appuntamenti elettorali e punta alla valorizzazione del Sud.
Da movimento locale a partito nazionale, ecco Italia del Meridione, l'ambizione c'è tutta, così come l'organizzazione, tutto in breve tempo perché Orlandino Greco ha fretta di presentarsi ai nastri di partenza con una proposta politica importante. Greco è convinto che nei territori ci sia tanto da raccontare e esaltare e che per farlo serve un nuovo soggetto politico che contribuisca alla crescita di una nuova classe dirigente. Italia del Meridione nasce quindi con questa mission, con questa prerogativa, con questo obiettivo. Il Sud non può e non deve più importare idee e progetti, ma esportarli, ponendo all'attenzione nazionale le istanze e le prerogative che sono proprie di questa terra. Per Greco il Sud e il Meridione in generale è argomento attualissimo, lo è a maggior ragione nel momento in cui le forze di governo sono infettate dal virus del separatismo e della differenziazione tra nord e sud. Si riavvolge il nastro, insomma, si recuperano le pagine di storia gloriosa che appartiene a quest'area del paese, riproponendone la forza, la qualità, il coraggio e la determinazione. Italia del Meridione dunque vuole guardare avanti, uscire dalla logica del preconfezionato assai cara alla politica tradizionale. È l'urlo del Sud che ha maturato la convinzione che la politica deve partire dal basso, dalle peculiarità, dalle differenze, dalle spinte propositive. Alla manifestazione d'esordio del nuovo partito ha partecipato Giuseppe Ferraro, professore universitario, mente pensante del progetto, che nel corso del suo intervento ha puntato l'attenzione sul concetto di comunità che in pratica altro non è se non il nucleo centrale di tutto l'impianto politico di Italia del Meridione. Superata la fase degli annunci, adesso si passerà a misurare l'appetibilità della proposta nelle tornate elettorali che prenderanno corpo nei prossimi mesi. E continua il nostro viaggio a Corigliano Rossano che si prepara alle prossime amministrative. Oggi ai nostri microfoni il candidato Mascaro. Darò una mano anche se non scenderò in campo in prima persona. Ringrazio chi mi ha sostenuto durante il mio mandato. Ho voluto la fusione. Mi auguro che si continui in sinergia a costruire bene per questa città unica. Il pensiero di Stefano Mascaro, l'ultimo sindaco che ha avuto la città di Rossano. L'abbiamo lasciato un comune più in ordine, con problemi risolti, con problemi affrontati, con problemi che abbiamo messo in cantiere, ma in 18 mesi era difficile, quindi io traggo un bilancio positivo, un'esperienza affascinante, quindi io ringrazio la maggioranza, anche la minoranza, molti che mi hanno sostenuto in alcune occasioni, quindi diciamo che oggi guardo con speranza. Certo il giudizio definitivo oggi di fusione non si può dare, perché sapevamo che è una discesa per noi, ma per la discesa ci voleva una salita. La salita è 1 anno e mezzo di commissariamento, i commissari hanno bagnato i suoi collaboratori il possibile per migliorare le condizioni di una comunità che va disegnata dalla politica tra qualche mese. Quindi io mi auguro che vengano eletti migliori, che ci sia un sindaco che non solo vinca, ma lo dico e lo ripeto, allarghi alle forze migliori di quelli che perdono. Cioè io governo con chi vince, ma governo anche con i migliori di quelli che perdono, perché abbiamo così una condivisione massima della cosa pubblica, ma anche siamo un po' più robusti come numeri. Non possiamo permetterci di avere uno scivolone alla prima consigliatura della nuova città. Io do una mano anche se non scendo in campo, io sono sempre in campo perché siamo in campo da molto tempo. È una battuta per dire noi si fa politica non stando in consiglio comunale o facendo il sindaco o il consigliere, si fa politica sempre, in tutti i modi, dando una mano e parlando con la gente. Io sono pronto a dare il mio contributo, ma prescinde dal ruolo. Bisogna smettere di dire si fa politica solo se si è eletti, si può fare politica sempre, noi l'abbiamo sempre fatta e la faremo, cercando di scegliere ovviamente quello che va bene per la comunità, non per le persone. La carriera delle persone è sacra, ma viene meno. A me piace la carriera del territorio e questo territorio ha solo da guadagnare da questa operazione, io sono convinto, e a qualcuno che mugugna in questi mesi, perché purtroppo qualche disfunzione c'è stata, dico mastica un po' di amaro, ma il dolce verrà. Lasciamo la politica, adesso torniamo a parlare di cronaca perché sono 17 le persone indagate dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria in relazione all'omicidio del magistrato Antonino Scopelliti, ucciso a Campo Calabro il 9 agosto del 1991.
La morte di Nino Scopelliti è un giallo probabilmente risolto, nel senso che il magistrato venne assassinato per conto, per ordine di Cosa Nostra, a forte trazione corleonese, venne ucciso nell'ambito di un patto segreto, diabolico, tra gran parte dell''ndrangheta e gli uomini di Cosa Nostra. Il primo che riuscì a capire che cosa voleva davvero dire quel delitto compiuto a Campopiale, vicino Villa San Giovanni, il 9 agosto del 1991 fu, come sempre, Giovanni Falcone. La Procura di Reggio Calabria, che già negli anni 90 istruì un processo contro gli appartenenti alla cupola siciliana, quindi Luca Bagarella, Riina, Provenzano, Madonia, Nenè Geraci, e che non riuscì a ottenerne la condanna, o meglio in primo grado vennero tutti condannati all'ergastolo, ma poi in secondo grado il verdetto venne ribaltato e la Cassazione confermò la soluzione in via definitiva. Oggi è un elemento in più, perché il killer Maurizio Avola del clan di Nitto Santa Paola, storico alleato dell''ndrangheta calabresi sin dai tempi di Paolo De Stefano, ha non solo parlato di questo diabolico accordo per uccidere Scopelliti, concluso da Cosa Nostra e dall''ndrangheta, ha pure consentito di ritrovare il fucile che venne utilizzato per ammazzare il giudice. Dunque c'è oggi davvero la possibilità di far luce su questo crimine rimasto per tantissimo tempo impunito. Un dato in più rispetto al passato, anche e non solo riguarda il fucile, ma il dato vero nuovo è che insomma si aggiungono altri collaboratori di giustizia a quelli già esistenti, Giacomo Baldolauro, Filippo Barreca, Pino Marchese, che avevano parlato di questo caso. A questi appunto si aggiunge certamente Maurizio Avola e con lui altri mafiosi non soltanto siciliani ma pure calabresi. E sono 15 le persone invece arrestate nell'ambito dell'operazione denominata Carminus, condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri fra la Calabria e il Piemonte, colpo alla Andrina dei Bonavota, originaria di Vibo Valentia. Gli indagati sono tutti di Sant'Onofrio: Salvatore, Francesco, Raffaele e Antonio Arone, Francesco Santaguida, Antonino, Nicola e Basilio De Fina, Rocco Costa, Domenico Cugliari detto Micu Imela, Antonio Piluzzu, Gianmaria Gallarato, Francesco Mandaradoni, Francesco Pugliese, Antonino Buono e Nazareno Fratea. L'inchiesta è stata denominata Carminus e fa luce su una vasta gamma di reati, dalla produzione al traffico internazionale di droga, il trasferimento fraudolento di valori, l'estorsione, l'emissione di fatture false e la truffa. Il blitz è scattato all'alba andando a colpire 3 famiglie del Vibonese, da anni trasferitisi in Piemonte, e che avrebbero esteso i propri tentacoli su un ampio territorio del torinese che va da Carmagnola fino ai confini della provincia di Cuneo. Secondo gli inquirenti, le famiglie Arone, De Fina e Serratore sono una diramazione piemontese della cosca dei Bonavota, per cui si dicono certi di aver scoperto un'andrina capace di esercitare un controllo capillare su quelle aree, che aveva oltretutto stretto un rapporto di alleanze con esponenti di Cosa Nostra siciliana attivi a Carmagnola. In questo modo, personaggi di spicco dei distinti contesti mafiosi avrebbero potuto gestire di comune accordo le numerose attività illecite, soprattutto nell'ambito del traffico di droga e delle estorsioni. Obiettivo della vasta operazione è stato anche il sequestro di numerosi immobili di società che operano nei settori finanziari, immobiliari, di concessionarie di autoveicoli ed imprese edili, così come conti correnti e cassette di sicurezza per un valore totale di oltre 45 milioni di euro. Nei confronti dei 35 indagati sono state eseguite più di 60 perquisizioni in diverse località tra le province di Torino, Genova, Cuneo e Vibo Valentia, condotte dai militari con l'aiuto delle unità cinofile, un velivolo delle Fiamme Gialle e mezzi tecnici dell'esercito del 32esimo Reggimento Genio Guastatori di Fossano. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba, impegnando oltre 400 uomini tra carabinieri, ROS, finanzieri e personale dello SCO di Roma, coordinati tutti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, coinvolti anche 2 imprenditori che dovranno rispondere invece di concorso esterno. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. È stato fissato per giovedì prossimo, 21 marzo, dalla DDA di Reggio Calabria l'affidamento peritale sul fucile calibro 12 con cui sarebbe stato assassinato il 9 agosto del 91 a Campocalabro il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione Antonino Scopelliti. L'arma, secondo quanto riferito da fonti investigative, è ancora nelle condizioni di essere sottoposta alle prove tecnologiche ai fini dell'interesse probatorio, come indicato da Maurizio Avola, pentito della cosca catanese della famiglia Santopaola, accusato
accusandosi di decine di omicidi, il fucile era stato trovato mesi or sono nella campagna catanese sotterrato all'interno di un contenitore metallico. È stata ritrovata in un sacchetto di plastica lasciato davanti al portone principale del santuario di Santa Maria delle Grazie a Roccella Ionica la statua di Sant'Ilarione Abate, risalente al periodo compreso tra fine Settecento e gli inizi dell'Ottocento. La statua era stata rubata nello scorso mese di ottobre dall'eremo. Il furto era stato denunciato dal frate eremita, custode della struttura religiosa. Una storia di solidarietà arriva da Cosenza e ha visto protagonisti gli agenti della questura che hanno aiutato una giovane donna di origini africane con un neonato giunta in città con il fratello per la fiera di San Giuseppe. Siccome aveva perso ogni contatto con il familiare e vista l'ora tarda, erano dopo le 22, gli agenti del commissariato di Cosenza hanno pagato di tasca propria una notte presso un albergo cittadino per permettere a mamma e bimbo di trascorrere la nottata al sicuro. Un bel gesto di sostegno e fratellanza. Sciopero del personale di Trenitalia Calabria è stato proclamato per venerdì 22 marzo dalle segreterie regionali dei sindacati. L'astinzione dei lavoratori si svolgerà dalle 9 alle 17. Parliamo di calcio adesso con la bella partita all'uscita fra Crotone e Lecce. I padroni di casa sbloccano il risultato ma subiscono la rimonta dei salentini. Nel finale il pari e l'assalto alla porta pugliese da parte della formazione di Giovanni Stroppa. Il Crotone scappa, ma alla fine è costretto a inseguire il posticipo all'uscita. È una gara ricca di gol ed emozioni che aggiunge solo un punto alla classifica dei calabresi, alla ricerca di uno scatto importante in chiave salvezza, e a Lecce, lanciato verso un finale da protagonista, non soltanto nella corsa playoff. Il gol in apertura è del solito Simi, il nigeriano avrà anche qualche difetto, ma la butta dentro con regolarità e anche stavolta sfrutta il traversone di Firenze per portare in vantaggio l'11 di Stroppa. La risposta dei pugliesi è immediata, favorita dalla momentanea assenza di Spolli. La testa, quella di Tabanelli, e per Cordaz non c'è nulla da fare. La partita è aperta, i padroni di casa provano a replicare, ma Vigorito tiene a bada i tentativi di Masciacci. Poi il Lecce, sempre pericoloso, soprattutto con Falco, ribalta la situazione iniziale su calcio d'angolo. La difesa rossoblù stavolta al completo si fa trovare impreparata e Mancosu la spinge ancora di testa alle spalle di Cordaz. Anche la ripresa è vivace, ma il Lecce, dopo aver sfiorato la terza rete con la Mantia, abbassa il baricentro e lascia al Crotone l'iniziativa. Inevitabile il pareggio ai padroni di casa. C'è lo zampino di Firenze nel 2-2. Il suo traversone viene raccolto da Benali, che supera Vigorito, costretto poi a lasciare il posto a Bleve per infortunio. La squadra di Stroppa pensa ai 3 punti, li vede sfumare nell'occasione capitata a Cargò, anticipato da Marino, e poi controlla fino al termine dei 6 minuti di recupero. Parliamo adesso di Serie C perché il Catanzaro perde terreno sulle prime della classe, perdendo proprio la terza gara consecutiva. A Rieti la peggiore prestazione dei giallorossi di Auteri, mentre a Razza la Vibonese batte il Rende grazie ad un gol di Silvestri. La terza sconfitta consecutiva del Catanzaro è probabilmente quella più pesante. Certifica il momento no della squadra di Auteri, che non vuole sentir parlare di crisi, ma fa i conti con una brutta prestazione in casa del Rieti, squadra di bassa classifica apparsa più tonica e reattiva. Nel primo tempo i giallorossi non riescono a creare quasi nulla di importante e subiscono passivamente la Verde Laziali. Poi, nella ripresa, forse nel momento più positivo degli ospiti, arriva la rete di Gigli che di testa mette il pallone alle spalle di Furlan. Non c'è una vera e propria reazione ed è ancora il Rieti a sfiorare il gol con Maestro. L'assalto finale del Catanzaro è vano e la classifica non sorride ai calabresi, sempre più distanti dal Catania. La lotta per una posizione utile nei playoff è dura, ma la Vibonese c'è. Il successo sul Rende regala 3 punti pesantissimi alla formazione di Orlandi, che tiene a bada le velleità di Virtus Francavilla e Cavese. Al contrario, il Rende non riesce a capitalizzare le occasioni create e perde terreno in classifica, continuando la parabola discendente che sta caratterizzando il girone di ritorno. Il derby lo decide il bel tuffo di Silvestri sul corner di Tito, tempismo e doti acrobatiche per il gol che sblocca il risultato e costringe i biancorossi a inseguire, esponendosi talvolta al contropiede dei padroni di casa. A pochi minuti dal termine del primo tempo, Actis Goretta si vede annullare il gol del pari per un fallo su Silvestri, così come nella ripresa ne perde un altro per fuorigioco. Nonostante l'ingresso di Michael Negro, la situazione non cambia, la Vibonese festeggia il primo successo casalingo del 2019. Ed ora a Cosenza, dove l'associazione Polimnias prosegue con la sua rassegna I luoghi, la storia e la musica, ideata per contribuire alla divulgazione del grande patrimonio del melodramma italiano.
Prosegue la rassegna concertistica I luoghi, la storia e la musica, promossa dall'Associazione Culturale Polimnia e patrocinata dal Comune di Cosenza. Il secondo appuntamento, dal titolo Donne amiche, donne rivali, ha avuto come location il Museo dei Bretti e degli Enotri ed è stato preceduto, come di consueto, da una visita guidata per approfondire la conoscenza del grande patrimonio custodito nella sede museale. La serata, presentata da Rosa Cardillo, è stata dedicata al professor Coriolano Martirano, la cui recente scomparsa ha lasciato un grande vuoto nell'universo culturale calabrese. Protagoniste del concerto sono state due giovani voci del panorama lirico, il soprano Francesca Campanella e il mezzosoprano Greta Carlino, accompagnate al pianoforte da Andrea Bauleo. In repertorio musiche di Bellini, Bizet, Delibes, Offenbach, Mozart, Puccini e Rossini. Una serata particolarmente intensa ed emozionante che ha centrato ancora una volta gli obiettivi della rassegna, ovvero contribuire alla divulgazione della musica, in particolare del grande patrimonio del melodramma italiano, e riscoprire luoghi e storia che fanno parte del patrimonio artistico della città di Cosenza e dell'area urbana. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Proseguono condizioni di tempo stabile grazie ad un campo anticiclonico che inizierà ad erodersi gradualmente da ovest, a causa di una saccatura che tenderà ad isolarsi tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, con foschia al mattino sui settori ionici del Cosentino e Crotonese. Nel corso della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità di tipo stratiforme, in risalita da sud, temperatura in lieve diminuzione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, con mare poco mosso. Poco mosso anche lo Ionio, con venti deboli nord-orientali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.